Nuovo appuntamento di degustazione alla Mostra Nazionale dei Vini di Pramaggiore, in occasione della Mostra dei Prodotti Biologici della Provincia di Venezia. Oggi si svolge in Mostra Vini un'altra iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio che è quello della promozione dei vini del Veneto orientale. Oggi si promuove il biologico, una realtà che nel nostro territorio è importante perché ha alcuni ettari di vigneti che sono appunto trattati in questo senso e che permettono la possibilità di un prodotto differenziato. Festività paesana che viene organizzata dalla Pro Loco e che comincia ad essere originale e un punto di riferimento per l'intero Veneto orientale. Giornata quella di oggi dedicata ai prodotti biologici della provincia di Venezia, un'iniziativa che si ripete qui in Mostra Nazionale dei Vini ormai da anni, che segna un punto fondamentale nel corso dell'annata di promozione dei prodotti tipici agroalimentari sia veneti sia del Veneto orientale. Oggi abbiamo il biologico in campo con una serie di prodotti agroalimentari provenienti da tutta la parte della provincia di Venezia, dal vino all'ortofrutta ai prodotti tipici da agricoltura biologica della nostra zona. Questa iniziativa è una delle iniziative che la Regione ha inteso sponsorizzare o comunque dare il suo contributo, perché noi riteniamo che il territorio debba essere valorizzato in tutti i suoi punti di vista, non solo dal punto di vista enogastronomico, ma diventa una risorsa questo dal punto di vista turistico. Il conoscere i prodotti della nostra terra, del Veneto orientale, con le spiagge che sono qui vicino, che portano circa 25 milioni di presenze turistiche all'anno, possono diventare una risorsa anche per l'entroterra e quindi il territorio dove in questo momento presentiamo i prodotti biologici, ma che insieme a questa iniziativa ne stiamo facendo diverse per far sì che si conosca in modo chiaro e completo il nostro territorio. E dalla Mostra Vini vi salutiamo con un brindisi.